Euroregione News. Sapori di Proloco. La vetrina enogastronomica più importante della regione nel contesto di Villa Manin a Codroipo si è aperta con il sovrintendente di Villa Manin, il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, l'europarlamentare Isabella De Monte, il presidente del comitato regionale dell'Unione Proloco d'Italia Walter Pezzarini, la dirigente dell'ERSA Sonia Benerus e Sergio Bolzonello, vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, al quale ho chiesto di raccontarci l'evento. Il Medio Friuli, la centralità di Villa Manin, la capacità quindi di produrre prodotti importanti per quanto riguarda il turismo, l'enogastronomia, l'agricoltura in generale. Messi assieme riusciremo sicuramente a dare delle risposte importanti al futuro del Friuli Venezia Giulia, proprio perché produrre un'agricoltura di qualità, capace di diventare finalmente e nuovamente policoltura e non monocultura, quindi non le grandi distese di mais e basta. Promuovere quindi attraverso l'agricoltura un turismo rurale, un turismo lento, e assieme mettere queste location straordinarie che sono Villa Manin, ma tutti i castelli del Medio Friuli, tutte le ville e le dimore storiche, tutto quel territorio incredibile che ci permette realmente di essere competitivi in un prodotto che è sempre più cercato al mondo, quello del turismo rurale, del turismo lento. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.